Amici sportivi di Penalty, ben ritrovati con l'appuntamento domenicale che riguarda naturalmente i risultati, le classifiche, gli ospiti del calcio dilettantistico catanese e non solo. Ben ritrovati a questo terzo appuntamento in onda ogni domenica a partire dalle 19:15, poi in replica anche la stessa serata intorno alle 23, 23:15 e poi domani mattina intorno alle 10. Subito alla mia sinistra la bellissima penaltina di turno, ovvero Manuela Cunzolo. Ciao Manuela, come stai? Tutto a posto? Hai trascorso una buona settimana? Sì. So che stai avendo grandissimo successo su Facebook, sei molto richiesta. Sì. Complimenti. Subito il mio compagno di viaggio di questa puntata, ma dell'intera chiaramente trasmissione, Gianluca Barbagallo. Buonasera a tutti, ciao Ettore. Ciao Gianluca, e abbiamo già subito inquadrato i nostri primi due ospiti della giornata, ovvero Cosimo Montalto, attaccante importante di categoria, anche se insomma questa è una stagione un po' particolare, viene da un'esperienza non certamente molto positiva con il Paternò. Cosimo Montalto e poi Lorenzo Mirabelle, il preparatore atletico dell'Atletico Catania che merita il campionato di eccellenza. Velocissimamente una battuta, il Paternò ha perso 3-0, Cosimo, non è andata certamente bene, quindi la crisi continua con un grande punto interrogativo. Ma purtroppo la società in questo momento si è un po' allontanata dalla squadra e quindi un po' ha tirato i remi in barca e quindi a questo punto siamo un po' tranquilli. Siete un po' tranquilli e magari cercate squadra. Ancora un po' meno tranquilli tifosi. Ancora è presto, mancano sempre una ventina di giorni alla riapertura del mercato. Cosa si possa risolvere nelle prossime settimane. Invece l'Atletico Catania ieri ha vinto 1-0, però la partita è stata sospesa perché ci sono state delle interperanze di tifosi, ma non si riesce a capire se sono tifosi dell'Atletico o tifosi dell'Aquila Caltagirone. Gianluca? L'intemperanza dei tifosi, forse è una protesta abbastanza, diciamo, sui generis dei giocatori del Caltagirone. Perché si parla di un possibile trasferimento a Gela. No, ma hanno protestato contro l'arbitro perché a modo loro forse l'arbitro doveva un rigore o qualcos'altro e poi alla fine hanno sfruttato un po' l'onta emotiva che il pubblico dell'Atletico ogni tanto crea la domenica per cercare di darsela a gambe. Sostanzialmente eravamo all'84esimo. Comunque c'è il servizio, poi ne parliamo. 10 uomini, quindi la situazione era un po'... E se mi permetti, volevo dare ai nostri telespettatori la mail per poter interagire con noi. Altrimenti sta postazione internet in qualche modo... Certo, c'è la postazione internet, potete parlare con noi in diretta, perché vi ricordiamo che siamo in diretta, tranne se la state seguendo alle 23:15. Penalty sesta rete @libero.it. Questo è il riferimento telematico per farci delle domande, se volete fare delle domande ai nostri ospiti. Potete tranquillamente mandare la vostra email e chiederci qualsiasi cosa. Noi siamo pronti a soddisfare le vostre domande. Abbiamo gli ospiti, abbiamo anche gli opinionisti. Abbiamo in questo caso di nuovo la presenza di Manuela, al quale subito dico lettura dei risultati con relativa classifica del campionato di interregionale del girone I, quello che ci riguarda da vicino perché è il girone siciliano. Allora Manuela, vai. Ad Acireale Sant'Antonio Abate 0-1, ad Acri Nissa 1-0, a Reggio Calabria Interreggio Battipagliese 1-1, a Noto Nuvla San Felice 4-0, a Palazzolo Acreide Palazzolo Licata 1-1, alla Mezzia Terme San Biase Cittanova 3-0. A Vallo della Lucania, Serre Adrano 2-1. A Marsala Cosenza 2-0. A Melito di Portosalvo, Valle Grecanica Messina 2-2. Bene, dopo i risultati diamo adesso lettura della classifica, 11ª giornata. In testa abbiamo l'Acri, vedo. Sì, Acri con 22 punti, segue Adrano 21, Battipagliese, Marsala e Palazzolo con 18 punti. Interreggio 17, Cosenza e Messina 15, Noto, Sant'Antonio Abate e Cittanova 14, Serre e Licata 13, Valle Grecanica 12, San Biase 11, Acireale 10, Nuvla San Felice 8, Nissa 7 e ricordiamo che il Messina ha un punto di penalizzazione e Battipagliese ed Acireale hanno una partita in meno. Un'undicesima giornata abbastanza incarbugliata, Gianluca, perché in poche parole l'Adrano perde la vetta del sorpasso dell'Acri, sì. Della sconfitta dell'Adrano e battendo in casa la Nissa sempre più fanalino di coda. Sì, è vero, è vero. Si sta al primo posto. Io volevo segnalare altri due temi importanti di questa settimana.
settimana. Sì. C'era il derby fra Palazzolo e Licata, derby che dopo 45 secondi si era sbloccato a favore dei gialloverdi del Palazzolo di Giuseppe Anastasi con Buonarrigo. E invece poi il Licata è riuscito ad impattare con un gol di Lamarca. Entrambi sono ex dell'Atletico Sì, Catania. infatti. E l'allenatore del Licata di queste settimane, Piero Infantino, un altro ex insomma, vecchia dell'Atletico. conoscenza del E un altro calcio motivo di catanese. interesse, ahimè, è la sconfitta interna della Cireale che continua in questa crisi che pare non avere sbocco. Questa volta addirittura contro una diretta contendente per la lotta, insomma, per la salvezza. Non è stata una domenica felice per i colori granati. Diciamo. È vero, Cosimo, un campionato interregionale abbastanza incarbugliato perché effettivamente l'Adrano è lì, sembra abbastanza attrezzato per insomma, competere per la prima posizione e quindi al passaggio in Serie C2. Ma penso che i risultati gli stanno dando ragione perché hanno una società abbastanza forte e sinceramente in questo periodo società come loro ce ne sono pochissime. Pochine, E vero? quindi penso che alla fine saranno sempre loro a lottare per i primi posti. E questo Io Messina... non trascurerei il Marsala, che ha battuto il infatti. Cosenza. Però io sul Messina ho dei dubbi, non riesco a capire che percorso vuole fare in questo Messina oggi è campionato. partita rocambolesca, la vedeva in vantaggio con un gol di Corona, poi è andata sotto 2-1 e poi lo stesso Corona al 90esimo è riuscito a riprendere la gara. Cosimo, per te il Messina quest'anno come è combinato? Ma è da 2 anni che hanno cambiato 2 volte i presidenti e quindi non è stato molto chiaro come Non c'è situazione. solidità. Non c'è chiarezza più che altro. Infatti. È questo che alla fine gli addetti ai lavori dicono. Quindi, Però quest'anno hanno allestito un grande organico. Sì, però poi bisogna avere la Sulla serenità. carta, diciamo, è una delle Ma bisogna delle avere la favorite. serenità giusta, dico bene, Certo, Mirabella, la bisogna avere la serenità- serenità, se non c'è la serenità non si fanno i serenità è alla risultati. base di tutto, perché una società diciamo, che ti lascia lavorare tranquillamente ti porta diciamo, a lavorare bene. Certo, certo, anche se poi dopo non dimentichiamo una cosa importante, dall'interregionale passare in Serie C2 è comunque sempre una cosa troppo importante per non programmare bene, perché la C2 vuol dire professionismo, vuol dire comunque cambiare completamente la mentalità della società stessa. sicuramente, perché è un altro tipo di campionato rispetto a quello della Serie D. Io mi ricordo una tua vittoria a Giarre con una stagione poi successiva un po' drammatica in interregionale, dico bene Cosimo? Ma, mai il passato penso che È vero, è vero. è bello solo da ricordare, perché oggi come oggi bisogna vivere la giornata. Quindi. Ma io credo che costi oggi, no, mister Mirabella, mi rivolgo a lei che magari è più antico tra noi dei campionati, costi di più fare la Serie D che la seconda divisione in questo momento. Sì, no? in questo momento, In questo momento fare la C2 costa di meno, sicuramente. perché con le nuove leggi federali che incentivano Sì, l'uso sicuramente. dei giovani, diciamo. I giovani vanno in C2 e i grandi vanno a fare la Serie D. Benissimo, allora stoppiamo con l'interregionale e passiamo subito adesso a conoscere i risultati del campionato di eccellenza. Parliamo chiaramente prima del girone A, quello dall'altra parte della Sicilia. Subito la nostra Manuela che ci dà risultati e classifiche del girone A del campionato di eccellenza. Ad Alcamo San Giovanni Gemini 1-0. A Monreale Folgore 2-1. A Terrasini Valderice 1-1. A Camarat Agragas 2-0. A Mazzara del Vallo Mazzara Riviera Marmi 0-1. A Palermo Parmoval Atletico Campofranco 2-1. A Ribera Castellammare 3-0. A San Cataldese Palermitana 4-1. Questi per quanto riguarda i risultati, diamo subito lettura della classifica dove finalmente il Ribera vola in testa. Sì, abbiamo Ribera con 23 punti, segue Camarat ed Alcamo con 21, Agragas 20 punti, Mazzara 19, San Cataldese 18, Atletico Campofranco 15, Valderice 14, Parmoval 13, Riviera Marmi 12, Monreale 11, San Giovanni Gemini e Castellammare 10, Folgore 9, Terrasini 4 e Palermitana 3. Una battuta veloce su questo girone A con entrambi i nostri due ospiti, Cosimo e Ribera. Finalmente questo inseguimento ha portato la squadra adesso ad essere leader di questo girone, però come abbiamo detto anche nelle passate settimane è un girone un po' ingarbugliato perché l'Agragas e anche il Camarat oltre all'Alcamo sono lì che spingono, no?
È un campionato che secondo me alla fine poi l'Agregas vincerà secondo me il campionato. È più attrezzata, È più secondo te? attrezzata e poi ha una società abbastanza forte e poi ha anche una questione economica abbastanza... Certo, poi c'è una città alle C'è una spalle, città alle capoluogo spalle, di provincia. importante, e quindi... Mentre invece dall'altra parte del tabellino della classifica, Palermitana e Terrasini zona bassa. Insomma, in poche parole, le squadre palermitane in eccellenza non è che poi facciano furore. Fanno bene in promozione, poi Fanno bene in eccellenza promozione, è vero. Vero, vero. Anche qui domenica di sorpassi in vetta, no? Perché Sì. Ribera approfitta della sconfitta dell'Agregas nello scontro diretto a Camarato contro il Camarat e quindi resta sotto e viene sorpassata dal Ribera stesso. Infatti. Benissimo, adesso passiamo al girone che più ci compete, Quello perché nostro. insomma parliamo soprattutto di parecchie squadre del Catanese, lo facciamo naturalmente con Manuela, girone B del campionato di eccellenza, risultati e classifiche. Ad Aci Sant'Antonio la partita Atletico Catania Aquila Caltagirone è stata sospesa per abbandono dell'Aquila Caltagirone. A Comiso Leonzio 1-0. A Piraino Due Torri Città di Messina 0-2. A Calacibetta Enna Modica 0-1. A Ragusa Vittoria 3-2. Ad Avola, Reale Avola, Aci Catena 3-1. A Taormina Orlandina 1-0. A Trecastagni Mister Bianco 1-0. Bene, questi sono i risultati, diamo subito lettura della classifica così possiamo aprire il nostro dibattito su questo girone B del campionato di eccellenza. Prime classificate a pari merito Città di Messina e Ragusa con 30 punti. Segue Vittoria con 22, Reale Avola con 20, Aci Catena e Due Torri con 16, Mister Bianco 14, Comiso 13, Taormina 12, Aquila Caltagirone 11, Orlandina 9, Trecastagni ed Atletico Catania 8, Modica 5, Leonzio 3, Enna -2. Ricordiamo che Leonzio ha 2 punti di penalizzazione, Enna 6 punti di penalizzazione e Aquila Caltagirone ed Atletico Catania una partita in meno. Certo. Allora, prima di andare a vedere il servizio di Gianluca riguardante appunto questo scontro tra Atletico Catania ed Aquila Caltagirone, una battuta con i nostri ospiti. Allora, dell'Atletico Catania parliamo dopo, quindi parliamo con Contatto che è l'ultimo capocannoniere di questo torneo. no? Infatti, l'anno scorso ha fatto vinto. tanti gol, conosce molto bene la categoria. E non è detto che non potrebbe ritornarci fra qualche settimana. Infatti, allora Ragusa in testa con il Vittoria che insegue, però da notare che anche il Messina è lì, insomma sembrerebbe un gioco a 3 questo girone. Ma sicuramente fino alla fine sarà così, perché sono le 3 squadre più attrezzate per la vittoria del campionato. Poi ho visto un sacco di partite di eccellenza quest'anno, ho visto che tra la quinta in classifica e la penultima non c'è tanta differenza, più che altro è un campionato molto equilibrato e poi il campionato d'eccellenza è tosto vero. E infatti, chi legge verso i playoff? Chi potrebbe insomma entrare nel novero dei playoff? Oltre naturalmente due tra Ragusa, Messina e Vittoria. Le altre 2 posizioni potrebbero essere il Real Avola. Sì, quello sicuro, perché l'Avola è una grande squadra, ha un pacco giocatori abbastanza importante e poi da tanti anni che fanno bene, cioè alla fine non penso che avrà problemi a rimanere nell'attuale classifica. Comunque ancora è tutto aperto, i giochi sono apertissimi. Sì, sicuramente. Benissimo, allora a questo punto per parlare ancora sempre di questo girone diamo spazio al servizio che ha realizzato Gianluca Barbagallo su questo scontro tra Atletico Catania e Aquila Caltagirone, è finito sul campo 1-0, però la partita è stata sospesa. No, la partita l'arbitro l'ha chiusa. L'ha chiusa. 3 volte, quindi adesso bisognerà capire. Infatti, ne parleremo con Mirabella dopo il servizio. Benissimo, allora, guardiamo il servizio così parliamo con il nostro ospite, no? Che era proprio direttamente in Anche campo. perché ho parlato dopo la partita con l'arbitro. Benissimo, allora non anticipiamo niente, vediamo il servizio e così abbiamo gli spunti per parlarne insieme a voi. Il servizio di Gianluca Barbagallo, Atletico Catania, Aquila Caltagirone. Atletico Catania Caltagirone era una partita importante, da dentro o fuori quasi.
L'Atletico doveva vincere ad ogni costo. Il Caltagirone, che stava attraversando una difficile crisi societaria, doveva non perdere. Il nervosismo l'ha fatta da padrone e la gara si è conclusa anticipatamente per l'estrosa protesta dei giocatori ospiti nei confronti del direttore di gara e dell'ostico ambiente che c'era in tribuna. Così gli ospiti in maglia blu hanno deciso di abbandonare il campo a seguito dell'espulsione di Brancacci, reo di aver scalciato Cutrufello. La partita comunque ha visto il miglior Atletico della stagione mettere sotto il Caltagirone. Il primo tempo è un monologo degli uomini in maglia bianca che hanno giocato i migliori 45 minuti della stagione, fatti di grinta, voglia e determinazione, riuscendo a passare grazie ad un rigore di Rametta che lo stesso attaccante si era procurato. Ma malgrado le tante occasioni create dagli uomini di Richichi, il primo tempo non regala altre emozioni. Nella ripresa sale in cattedra Mirabella. Il giovane juniores atletista è una vera spina nel fianco della difesa ospite e prima serve un paio di palloni invitanti a Rametta, in uno è bravo il portiere, e a Cucchiara, di poco fuori. Poi con una gran giocata costringe il portiere ospite a deviare sul palo. Poi viene strozzato l'urlo del gol da un avversario che salva sulla linea un tiro indirizzato nella rete. Gli ospiti ci tentano con qualche situazione su palla inattiva. In un'occasione è strepitoso Caruso che ribatte ben 3 tentativi da distanza ravvicinata. Poi arriva l'espulsione e il conseguente teatrino. Un'opera buffa, con finale farsesco. Insomma, un risultato appeso ancora probabilmente alle decisioni da parte della Lega, non si sa se effettivamente la partita è stata sospesa. Mirabella, tu eri in campo in un certo senso, quindi puoi darci risposta tu. Sì, sicuramente la partita verrà omologata 3-0. 3-0 a vostro favore. Stando a quello che l'arbitro dopo la partita ha in un certo senso accennato, diciamo, ai collaboratori. Si è capito la motivazione per cui questi signori non sono andati via? nel campo? Diciamo che mi mancava questa, dopo tanti anni di calcio Cioè non si dilettantistico, riesce a questa capire mi perché mancava. l'arbitro l'ha lasciato il campo. Cioè, loro perché secondo loro non c'erano più presupposti per continuare, perché c'era Tafferugli, ma da parte di chi? Non c'è stato né nessuno che l'importante è che l'arbitro scrive bene l'arbitro sul ha scritto referto. tutto, c'era anche il commissario, Ah, quindi ho capito. penso che problemi non ce ne sono. Vabbè. Vinciamo poco, poi ci succedono anche queste cose. Anche perché una vittoria in questo momento Diciamo in che per classifica noi sarebbe utilissima, no? è salutare in questo Infatti, momento. sotto questo punto di vista. Mister Mirabella ha giocato molti anni in questi campionati, no? Hai fatto anche piazze importanti, a Cireale. Diciamo che ormai fa parte del passato, Ma ne hai visto passato. di questi episodi io l'ho Io ho parlato anche, buffa, ma io ho quelli- parlato anche con l'attaccante del Caltagirone, uno che ha fatto certe categorie, dicendogli che giocando a Gela e a Marsala, in altri campi o calabresi o campani, penso che ne avrà viste di tutti i colori. Certo. Quello di ieri per Insomma, me è quasi proprio inspiegabile assurdo, questo inspiegabile comportamento, proprio. quindi aspettiamo le decisioni da parte della Sì, Lega, sì, sicuramente. sperando non tanto per il dare No, contro magari il Caltagirone, ma in risultato questo momento per pensando noi anche all'Atletico. fa morale, fa Certo, tutto. Ma per attaccarci alla classifica sarebbe una vittoria importante perché l'Atletico tirerebbe giù il Caltagirone, Certo. che pare che comunque debba vendere il titolo a Gela. No, pare, Questa trattativa- diciamo che ieri hanno interrogativo, detto questo è un punto hanno- interrogativo ancora. ma quasi sicuramente andranno a Anche Gela. perché al Gela, insomma, manca il calcio che conta, vorrebbero giustamente ricominciare non tanto dalla terza categoria, ma almeno Ma da ce un l'hanno una campionato. squadra a Gela, c'hanno l'Atletico Gela in promozione. Non è che- Sì, però lo sai, la categoria in più è sempre meglio, no? L'eccellenza, voglio dire. La porteranno a Gela sicuramente, ieri qualcuno di loro. Una battuta per chiudere sull'Atletico Catania, un campionato che comunque è stato all'inizio un po' travagliato, con qualche risultato non solo positivo, un all'inizio. po' meno, adesso le cose sembrerebbero insomma un po' più Diciamo tranquille. che in questo momento tutti speriamo che le cose si sistemino, magari noi. Una stabilità in società, è dico. importantissimo, È importantissimo. perché i ragazzi sì è vero che lavorano. Ci ricolleghiamo al discorso che diceva Sì, Cosimo, sì, sì. che se non è stabile la società non Noi in c'è questo serenità. momento veramente ci speriamo perché abbiamo un gruppo che veramente è fantastico. Beh, speriamo bene. Allora, Volevo adesso- fare una domanda finale, Sì. Mirabella, se era possibile. Veloce, perché siamo il in campionato di pubblicità. eccellenza in questo momento vede molte squadre avere grosse difficoltà di carattere economico. Non nascondiamoci, c'è anche l'Atletico, insomma, Questo lo tolte sanno forse tutti. le prime tre. Soldi Ma- non ce ne sono per niente Oh, non nel ci sono calcio, soldi, no? ma ecco, la soluzione quale potrebbe essere? Visto che proprio soldi non ce ne sono, ma una soluzione si deve trovare, no? Sicuramente. Visto che a dicembre Io- si apriranno le Ci vogliono liste. gli imprenditori. Cioè, Ma non- ecco, fatto salvo che non ci sono i soldi, come si risolve, visto la lunga esperienza da calciatore di questi campionati? Ma magari Gioca gratis. gratis no, perché Beh, un i ragazzi rimborso fanno spese ci vuole per sacrifici, forza, beh, è normale, è normale che ambiscono a qualche rimborso spese, Certo. magari
in eccellenza è un po' rilevante, Sì, diciamo, sì, il rimborso spese, però fa parte Una cosa del molto gioco. siciliana, però Sicuramente. non mi vedete molto d'accordo, però è una cosa molto siciliana, vabbè. Allora ci fermiamo, ringraziamo nel frattempo Grazie a voi. Mirabella, mentre invece Cosimo rimarrà perché dovrà parlare di questo benedetto Paternò. Noi ci fermiamo per la pubblicità, salutiamo la nostra Manuela, la vedremo poi nella parte finale della nostra trasmissione, perché adesso tra poco arriverà Lorena, la seconda penaltina. Ci vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta per questo terzo appuntamento di penalty in onda su Sesta Rete ogni domenica a partire dalle 19:15, poi in replica intorno alle 23:15 e domani mattina intorno alle 10. Abbiamo anche fatto un cambio della guardia, è andata via la nostra prima penaltina, la nostra Manuela Cunzolo, e adesso arriva la seconda, Lorena Finocchiaro. Buonasera a tutti. Anche a te la stessa domanda che ho fatto a Manuela, è andata bene questa settimana? Benissimo. Anche tu cliccatissima su Facebook. Beh, insomma, sta avendo grande successo questa vostra partecipazione. Vogliamo ricordare velocissimamente l'email dove possono indirizzare tutti i messaggi i nostri amici che ci seguono da casa? Esatto, Gianluca? penalty Sestarete, penalty scritto esattamente per come lo leggete nel nostro... Sì. Penalty Sestarete tutto unito @libero.it. Benissimo, noi riceviamo le vostre domande, i vostri quesiti e poi dopo magari li formuleremo anche ai nostri ospiti. Passiamo al campionato di promozione, diamo il benvenuto naturalmente ad Alessio. Ciao Alessio. Buonasera, buonasera a tutti. Tutto a posto? Tutto bene. È rimasto con noi chiaramente Cosimo, con cui tra poco interloquiremo per parlare chiaramente del campionato di promozione, però adesso dobbiamo conoscere i risultati del campionato di promozione, girone C. Ad Aci Catena, Aci San Filippo, Sporting Via Grande 1-1. A Fiumefreddo, Fiume Freddese, Gravina 1-1. A Messina, Piero Mancuso e Belpasso 0-0. A Mili Marina, Pistunina, Garda e Messina 1-0. A San Gregorio, il San Gregorio batte Sport Insieme per 3-2. A Catania, scommettendo Aci San Filippo 0-1. Ad Aci Buonaccorsi, Spar, Real Santa Venerina 1-1. A Sant'Agata di Battiati, Sporting Battiati Villafranca 0-3. Continua la marcia dell'Aci Sant'Antonio al primo posto in questo girone, ma diamo spazio a Lorena che ci legge la classifica al completo. Prima in classifica Aci San Filippo con 21 punti, Spar e Villafranca 18 punti, Via Grande e San Gregorio 16, Sporting Battiati, Fiume Freddese e Pistunina 15 punti, Gravina e Belpasso 13, Garda e Messina e Aci San Filippo 12 punti, Scommettendo 10, Sport Insieme Piero Mancuso 9 punti, ultima in classifica con 6 punti Real Santa Venerina. Alessio, questo campionato c'è un battistrada, che è questo Aci Sant'Antonio, che comunque nasce dalle ceneri di una squadra che l'anno scorso ha vinto anche il campionato di promozione. Ha vinto i playoff del campionato di promozione dell'ex Città di Acireale, con a capo l'allenatore Marchetti. Infatti in porta Tasinato, Fabio, che salutiamo, che l'anno scorso Cosimo lo conosce molto bene. che l'anno scorso infatti era a Città di Acireale. Sì, infatti. Però infatti c'è l'Aci Sant'Antonio Ambrosiana che Sì. consolida il primo posto in classifica battendo i catanesi della Scommettendo, e inguaia la formazione catanese della Scommettendo infatti perché si ritrova al quart'ultimo posto con soli 10 punti. Però l'Aci Sant'Antonio infatti consolida con i suoi 21 punti la prima posizione. Poi c'è un pareggio a sorpresa che è quello della Spar, che pareggia Real con Santa Venerina. Sì, il fanalino di coda. Millauro ha colpito, ha fermato una squadra che insomma è nelle zone alte della classifica. Infatti sì. Da segnalare vorrei fare proprio una nota per l'attaccante della Spar, Ardizzone, che con il gol di domenica scorsa ha segnato il suo 100° gol con la maglia della Spar. Ah, bene, Addirittura. complimenti allora, complimenti. Un torneo che comunque vede un Villafranca strepitoso alla quarta vittoria consecutiva, credo. Il colpaccio l'ha fatto il Villafranca con lo Sporting Battiati, infatti ha vinto a Battiati per 3-0. Sembrerebbe area di crisi a Battiati, forse dopo un inizio... Seconda sconfitta consecutiva. Infatti, no, non penso che sia crisi, però certo una seconda sconfitta per una squadra che era lì nelle zone alte. Sì, Ettore, però la squadra è stata costruita con dei giocatori che magari non hanno un passato
Da squadre diverse. Sì, infatti, da squadre diverse. Però non è male il Battiati, ha trovato due grosse Hai squadre. visto qualche partita del Battiati? No, conosco il roster, quindi sì, mi rendo no, conto dei sono- nomi, c'è gente come Di Gregorio, Sì, come sì, Pecorini, beh, insomma, certo. gente di categoria, però ho trovato il Garden Messina la scorsa settimana e questa settimana il Villafranca che evidentemente Cosimo aveva sono chiesto più toste. notizie del Gravina. Perché? Come mai? Cioè, perché il c'è un Gravi- feeling. No, il Gravina è la squadra di mio zio, quindi Sì, beh, è il giustamente, fratello di mio lo padre. sappiamo, per questa è la mia domanda. quindi- Però è lì, comunque, forse Ha non pareggiato a aspira, Piedifreddo. non aspira al salto di categoria, No, probabilmente. vabbè, è da parecchi anni che ormai fa la promozione, quindi si accontentano un po'. Anche perché fare la promozione costa È un po' comunque. difficile, e poi è il primo anno che faccio io la promozione, quindi l'ho notato quest'anno. L'hai a Paternò. notato, è più difficile giocare in promozione che in Insomma, eccellenza. vogliamo parlare di questo Paternò, di questa Sinceramente, squadra però- ammazza torneo che non riesce a È sbloccarsi. l'altro girone. Beh, questo è finito, dai. No, dobbiamo fare le classifiche. i Ah, diamo la risultati. classifica? Diamo la classifica e i risultati. Diamo la classifica. Sei di fretta oggi. Sì, io voglio le cose calde. Allora, Lorena, i risultati del girone D del campionato di promozione, dobbiamo fare in fretta perché c'è Gianluca che vuole parlare subito di questo girone, vai. A Gela, Atletico Gela batte Priolo per 4-0. A Siracusa, Enzo Grasso aggira 2-1. A Leonforte, Leonfortese batte Real Niscemi 3-0. A Nicosia, Nicosia Santa Croce 0-0. Paternò, San Sebastiano 0-0. A Scicli, Scicli Scordia 2-3. A Troina, Troina Orsa Ragusa 0-2. E ad Ispica, Ispica Città di Rosolini 1-1. Leonfortese sempre più al primo posto, vediamo la classifica di questo girone D, Lorena. Difatti Leonfortese con 26 punti al primo posto, Scordia 23, Atletico Gela 22 punti, Nicosia 16, Real Niscemi e Ispica 15 punti, Città di Rosolini 14, Priolo e San Sebastiano 13 punti, Enzo Grasso 12, Scicli e Troina 10, Santa Croce e Orsa Ragusa 9 punti, Paternò 8, ultima in classifica Agira con 4 punti. Alessio, punto della situazione in questo girone con un quadro abbastanza chiaro Sì, in un certo infatti senso. la Leonfortese ha confermato la prima posizione vincendo contro il Real Niscemi per 3-0. L'Atletico Gela si è rilanciato in classifica agguantando la terza posizione e vincendo contro il Priolo per 4-0. E la Gimnica Scordia, anche essa vincitrice a Scicli per 3-2. Che dobbiamo Situazione dire? drammatica per il Paternò. Situazione perché- drammatica. Però abbiamo No, detto... volevo dire una cosa. Sì. Quest'estate 2 squadre su tutte erano date dagli addetti ai lavori come le candidate alla vittoria. Una era il Paternò, chiaramente, e l'altro era l'Ispica, o no, Cosmo, che aveva allestito comunque un organico con E poi invece gente di come è categoria, finita? Carmelo Che Costanzo, il Paternò Ramo. ha avuto grossi problemi societari e c'è aria Anche di l'Ispica a smobilitazione. Naspa ormai è fuori dai giochi praticamente, Vabbè, no? volendo ancora non è che insomma il campionato è ancora lì. Ma sai benissimo che ci avviciniamo a dicembre e a beh, a dicembre dicembre c'è si questa fanno altri consuetudine campionati. dell'inizio del nuovo campionato. Allora, con Cosimo non vogliamo parlare della situazione del Paternò della società, parliamo invece di quella che in questo momento è la realtà di questo girone. La Leonfortese è una buona squadra, forse una società assestata, una società che ha comunque l'obiettivo di guadagnare prima possibile il calcio che conta, almeno queste sono le voci che arrivano in città. Poi loro l'hanno incontrata qualche settimana fa, mi sembra, no? Che impressione hai L'abbiamo avuto? incontrata 2 o 3 settimane fa e sinceramente questo squadrone non l'ho visto. Alta, scoop! Non l'ho visto sinceramente, però alla fine i risultati dicono questo. 26 punti, sono cose. Uno non può dire niente, 26 punti e uno guarda i risultati e il risultato è questo. Il Paternò purtroppo non è in una situazione ottimale e quindi va bene. Cosimo, ma non ha funzionato a Paternò, a parte la... Abbiamo detto che non dobbiamo No, farlo. vabbè, dal non punto di mettiamolo in vista- difficoltà. No, magari dai. adesso la crisi societaria Sì, è no, delle questo- ultime settimane, questo lo però sappiamo. è strano che una squadra che comunque ha un organico che potrebbe addirittura essere in zona playoff in eccellenza si ritrova invece in queste Beh, condizioni. adesso ultimamente qualche partita l'hanno fatta soprattutto i ragazzi della Juniores, no? Cioè, No, no, sottolineiamola sincer- questa no, cosa. La realtà è questa, che oggi c'era la partita Paternò-San Sebastiano e si è presentato solamente la Juniores, ma del resto le altre partite, quelle precedenti, infatti sono dico- stati i giocatori attuali del Proprio, Paternò. secondo me c'è anche una questione di sfortuna, perché sostanzialmente un organico così che non riesce a sbloccarsi, un grosso motore a diesel che non riusciva a Ma entrare si a regime. parla anche che il pubblico, cioè i tifosi, non avevano un bel rapporto con questo gruppo. Cioè, almeno sono voci che arrivano. No, Oppure sinceramente posso dire che i tifosi, a parte
lo scetticismo che c'era all'inizio, che alla fine venivano tanti presidenti e quindi alla fine gli dicevano sempre ora facciamo la squadra a vincere e ogni anno si rivelava sempre una Delusi, truffa, insomma, c'è una forma di Era delusione normale, grossa. è normale questo, a chiunque avrebbe fatto queste cose, però alla fine non possiamo dire più niente perché Guarda, abbiamo 8 punti o 9 punti, mi 8 sembra, punti quindi- sono pochi, Certo, è vero. sono sono pochi. pochi. E a gennaio bisogna girare pagina e quindi insomma le richieste non mancheranno per buona parte del gruppo di Paternò e non solo, no? Vabbè, quello è sicuro perché ci sono dei giocatori abbastanza validi e degni di stare anche in categoria superiore Ma rispetto come è alla questa promozione. scelta di scendere in promozione quest'anno? Tu l'anno scorso hai fatto tanti gol in eccellenza. Lo so, sei un me nome lo dicono importante nel campionato di eccellenza, tutte le squadre ti vogliono, sei super richiesto. Mi conosci abbastanza bene, da più o meno di 12 anni sicuro che ci conosciamo, quindi abbastanza. sai che a me piace sempre mettermi in discussione e vincere tutte le scommesse che uno si fa Vabbè, diciamo la all'inizio. verità, quest'estate Paternò era un grosso Certo, progetto. chiaro. E poi Giustamente. una piazza come Paternò, se chiama in poi promozione, importa. non guardiamo la categoria ma guardiamo la città. La che tua è stata veramente una importante. giusta idea. Io credo che oggi Montalto abbia seguito con attenzione Ragusa Vittoria, o no? Come mai? Questo big match, a parte diciamo, l'interesse dal punto di vista della classifica. Che comunque ha perso il Vittoria, cioè non lo so, ti eri interessato più al Vittoria O oppure al al Ragusa? No, ma, cioè, io ho sempre aspirato alla fine alle prime posizioni. Chiaro. Alle prime posizioni, quindi se il Vittoria oppure il Ragusa cioè, riescono a vincere questo benedetto campionato d'eccellenza che da tanti anni che ci provano, meglio così. Certo. Però è meglio ancora cioè, che lo va a vincere per esempio un Vittoria, che ci sono dei ragazzi più catanesi. che- Certo, ce ne potrebbero un'altra essere anche degli società. altri fra qualche Mister settimana. Raciti, che speriamo di avere al più presto anche per raccontare questa esperienza di Vittoria. Una battuta invece su Gela, ritornando al discorso famoso di questo Gela che manca nel calcio che conta. L'anno scorso faceva la Serie C, voglio dire, Sì. quest'anno... C'è una situazione ingarbugliata, pare che questo titolo del Caltagirone arrivi, non arrivi, ci sono Però versioni discordanti. l'Atletico Gela è lì, volendo potrebbe aspirare a prendere Sì, posizione infatti, ben la classifica precisa. parla chiaro, infatti. Ma infatti sicuramente l'Atletico Gela darà del filo da torcere fino alle ultime giornate. E se non sbaglio poi la prossima partita ci sarà proprio lo scontro al vertice Atletico Gela Leonfortese. Ah, bene, allora vedremo di seguirlo con molta attenzione per conoscere bene il tutto. Bene, allora noi intanto congediamo il nostro Cosimo, augurandogli il buon proseguo di stagione, sperando che tutti i problemi che sono arrivati fin qui insomma si mettano alle spalle. Possiamo salutare chi ci saluta? Sì, Sì, chi ci saluta l'amica Veronica che ci fa qualche complimento perché dice che ci vuole fare complimenti. Siamo l'unica trasmissione che parla di tutte le squadre del Catanese, anche dell'Atletico. Lei è una tifosa dell'Atletico. Saluti e grazie da Veronica. Che noi Benissimo, ringraziamo. grazie Verona che ci segue. Dicevo allora Cosimo, speriamo in un buon ritorno in un calcio un po' più tranquillo dove bisogna soltanto allenarsi e fare bene e non pensare alle società. Penso, no, beh, quello è importante. La società di oggi come oggi è, secondo me, la base principale per fare bene, Chiaro. perché la serenità Chiaro. è importante, come è importante cioè, nel lavoro, è importante Certo. anche in queste categorie, Certo. anche se è difficile ormai fare caccia da qualsiasi parte. Chiaramente vi allenate voi che siete attualmente fermi di Paternò, non mica state È fermi. da una settimana diciamo che siamo un po' ognuno per i fatti nostri. Vabbè, d'altra parte, però mai fermarsi, perché poi dopo No, chi si ferma è perduto nella vita, quindi Benissimo. immagini. Ringraziamo Cosimo, buona Grazie a fortuna voi, per il buona proseguo serata. della stagione, noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco di nuovo ancora qui con Penalty. A dopo. E allora abbiamo sempre Lorena che subito ci dà lettura del girone. Del girone? Preparatissimo, va benissimo. Ok, girone E, risultati e classifiche di prima categoria. A Bronte, Ciclope Bronte batte Taormina per 2-0. Ad Adrano, Biancavilla Inessa 1-0. Ad Acireale, Dacca Giardini Naxos 4-0. A Gaggi, Gaggi Atletico Pedara 1-1. A Mister Bianco, Lineri Mister Bianco, Maletto 0-4. A Belpasso, Real Belpassese Furci 1-0. A Santa Teresa di Riva, Santa Teresa Randazzo 1-0. Santa Teresa che con questa vittoria raggiunge la prima posizione, classifica con Lorena. Santa Teresa al primo posto con 17 punti, Biancavilla Real Belpassese 15, Randazzo Taormina 13 punti, Furci Gaggi 12.
Atletico Pedara, Ciclope Bronte e Dacca con 11 punti. Lineri Mister Bianco, Maletto 8, Inessa 5, ultima in classifica Giardini Naxos con 1 punto. Enrico Scordo, parlo prima con te che sei un calciatore che va in campo, mentre invece con Ciccio Zuccaro, insomma, parleremo poi invece di tutto il contorno di una società importante come quella dello Sporting Barriera, che rappresenta un quartiere polmone importante della città. Enrico, un girone particolarmente ingarbugliato anche questo, insomma ancora i giochi non sono fatti, neanche in prima categoria. Sicuramente ancora è presto per avere un quadro preciso per quello che potrebbe succedere a fine campionato, però vedo la Belpassese, conosco qualche elemento, sicuramente una buona squadra, e Randazzo che è ben allenato perché ho avuto il piacere di essere allenato. Però il Santa Teresa nessuno lo dava insomma nelle zone alte. Quindi un po' la sorpresa di questo girone. Diciamo che appunto ancora magari, sai, quando si parte bene sulle ali dell'entusiasmo si fanno dei risultati, certo. Però ancora poi bisogna mantenerli però. Io penso che la Belpassese, il Randazzo, anche lo Sporting Taormina che c'è. Io non trascurerei il Biancavilla che a dicembre comunque sta preparando dei grossi colpi. Tu come fai a sapere? Perché so di alcuni movimenti di mercato che riguardano la comunità biancavilla. Qui diventa anche quasi un calciomercato. Ettore, ho delle news da internet importanti che riguardano il campionato di eccellenza Girone A. Un attimo solo, Sì. però blocchiamo questa tua Sì, informativa perché volevo chiudere un attimo il discorso della prima categoria con questo girone, perché c'è il Bronte che è una bella realtà, siamo molto seguiti anche a Bronte e sono sicuro che comunque ha una squadra quantomeno per arrivare ai playoff. Il Bronte è tornato dopo qualche anno che non si sentiva più nulla di questa squadra. Infatti la società è la Ciclope Bronte, non il Bronte Probabilmente originale. avranno ristrutturato qualcosa. Vedo in bassa classifica il Linea e il Maletto che sono due buone squadre, cioè con buoni elementi, però sicuramente avranno avuto dei problemi iniziali di risultati quantomeno. Problemi societari che a questo punto la domanda scatta per Ciccio. Problemi societari che ci sono un po' ovunque. Oggi Però- purtroppo il calcio è strapieno di problemi societari. Però la Barriera ha un suo guscio, una sua realtà Noi- e una sua serenità Sì. che La conferma che serenità comunque state lavorando bene. l'abbiamo costruita, cioè siamo partiti da parecchi anni addietro. Oggi stiamo riuscendo a trovare un po' di serenità perché, come ti ho detto prima, ci lavoriamo da un bel po' e c'eri pure tu quando Sì. abbiamo iniziato a fare tutta questa storia. Oggi stiamo facendo bene. A Tra livello l'altro- societario, a livello settore giovanile. E questo è importante perché poi avete anche la possibilità di allenare Sì, i ragazzini sì. in un bel campo, Sì, insomma, sì. avete una bella struttura, Sì, in erba sì. sintetica. Abbiamo solamente una squadra di settore giovanile che sono gli juniores. Come stanno andando? Benino, benino, però crescono perché abbiamo un ottimo allenatore che Progetto di scuola calcio? sì, il prossimo anno spero di sì, però non qui a Catania ma in qualche paese di sicuro. Benissimo, allora con questo dubbio passiamo un attimo la parola Ambiente a- in Subuglio ad Agrigento. Ad Agrigento. I Che è tifosi al successo? seguito della squadra accammarata hanno preso d'assedio il pullman della Sì. squadra e in pratica è dovuta intervenire la forza pubblica, chiedono l'esonero del tecnico Montalbano e la società lo dà per imminente, quindi aria di Maretta ad Agrigento. Hanno chiamato già Camilleri anche? Non so se chiameranno Ettore Tortorici. No, Camilleri, Montalbano, battuta, non l'ha capito. No, sto scherzando, non sto scherzando, sulla notizia è vera, vabbè. quindi ad Agrigento questa sconfitta non è stata digerita. Immagino. E l'ambiente è in Subuglio. Allora, proseguiamo invece con i risultati. Fammi ricordare Sì. la mail, visto che comunque c'è sì, questo dai. scambio. Penalty @libero.it se volete parlare prima con me e poi con tutti. Benissimo, girone F del campionato di prima categoria, Lorena subito con i risultati e la classifica. A Militello, Val di Catania, Atletico Militello Valverde 1-0. A Castel di Iutica, Real Paternò 2-2. Ad Augusta, Città di Augusta batte San Pio X per 1-0. A Mascalucia, Città di Mascalucia, Mineo 1-0. A Catania, Condor Sporting Priolo 1-3. A Catania, Massimiliana Catena Nuova 3-0 e a Catania Sporting Barriera batte San Giorgio per 3-0. Come potete ben vedere, lo Sporting Barriera ha vinto, di questo insomma ne parleremo tra poco. Confermiamo comunque questa ascesa di nuovo da parte della città di Mascalucia che ritorna al primo posto. Classifica. Città di Mascalucia primo posto con 18 punti, San Pio X e Sporting Priolo 17, Massimiliana 16 punti, Valverde, San Giorgio, Sporting Barriera, Città di Augusta e Atletico Militello 13 punti, Castel di Iutica 9, Catena Nuova 7 punti, Mineo 4,
Real Paternò 2 punti, ultima in classifica Condor con 1 punto. La Condor che sta andando un po' maluccio quest'anno, speriamo che si possa riprendere al più presto, insomma, sempre una squadra di Catania, voglio dire, fa sempre piacere avere più squadre in categorie superiori. Sicuramente. E invece questo Mascalucia, Campanella sta facendo un buon lavoro, Antonio Campanella, che conosco personalmente, sta facendo un buon lavoro e devo dire che, insomma, tutti dicono che sta giocando anche un buon calcio. Ma il Mascalucia vale il discorso che facevamo poco fa per il Santa Teresa. Probabilmente il discorso appunto che è un gruppo che già dall'anno scorso hanno vinto il campionato di seconda categoria, quest'anno stanno continuando insieme. È importante avere questo in una squadra, per questa categoria è importantissimo, più di appunto prendere un giocatore magari affermato di categorie superiori. Certo, è vero. Poi i risultati aiutano sempre, loro sono partiti bene, stanno andando bene, si trovano in testa alla classifica meritatamente a questo punto. Legandoci al fatto che comunque è importante lavorare su un gruppo per un po' di anni, voi della Barriera sotto questo punto di vista state seguendo questa linea, perché ci sono molti ragazzi della stessa stagione dello scorso anno. Già dall'anno scorso abbiamo confermato gran parte della squadra e del gruppo. Quest'anno abbiamo inserito alcuni innesti importanti di categoria che negli anni passati hanno vinto, però ad oggi siamo lì, come vedete dalla classifica siamo lì, non c'è una squadra per adesso che sta uscendo. Però... È vero. Obiettivi playoff? Sì. Benissimo, allora ci fermiamo per la pubblicità, nel frattempo salutiamo Lorena, vedremo Lorena nella parte finale, tra poco arriverà la terza ed ultima penaltina, però prima di vedere Giada, la nostra ultima penaltina, avremo modo anche di parlare con Luca proprio sul campionato di prima categoria. Adesso pausa per la pubblicità, a tra poco, sempre qui a Penalty. Rieccoci di nuovo in studio, non abbiamo Giada, la nostra penaltina, ma tra poco la vedremo perché sarà lei che ci leggerà i risultati del campionato di seconda categoria insieme a Dario Giuffrida, ma abbiamo invece Luca Luisi. Allora, punto della situazione sul campionato di prima categoria. Sì, partiamo dal girone E. Nel girone E abbiamo visto che il Santa Teresa ha mantenuto la vetta con la vittoria nello scontro diretto con Randazzo e questo fa sì di mantenere a distanza le due squadre che inseguono, cioè la Cometa Biancavilla che si è imposta sull'Inesta Giarre e la Real Belpassese che ha vinto l'altro big match della giornata contro il Furci. Da sottolineare importante scontro diretto domenica prossima a Santa Teresa di Riva proprio tra il Santa Teresa capolista e la Real Belpassese seconda in classifica. Quindi partita importante, partita di cartello. E potrebbe approfittarne la Cometa Biancavilla che gioca sul campo dell'Atletico Pedara e potrebbe balzare in testa. Benissimo. Nel girone F invece vediamo, come abbiamo detto prima, che il Mascalucia è andato in vetta e anche qui c'è un importante scontro diretto domenica prossima quando si affronteranno San Pio X e Città di Mascalucia. Qua quella domanda scatta per gli ospiti. Enrico Scordo, scontro al vertice importante, ma la San Pio è tosta. San Pio è un'ottima squadra. L'anno scorso non si sa ha sfiorato la promozione. Non abbia vinto il campionato. Mi sembra che ha perso la finale. Sì, la finale playoff. Nel finale, strana questa cosa. È un'ottima squadra, sicuramente sarà una partita che non si può dare nessun pronostico apertissimo. È vero. La San Pio forse a livello d'organico magari è un po' superiore al Mascalucia, però il Mascalucia appunto con questo entusiasmo che ha può accadere di tutto. È fondamentale, non c'è niente da fare, è fondamentale. L'entusiasmo di un campionato vinto è fondamentale. Luca, proseguiamo con questo girone allora, il girone che compete anche ai nostri ospiti. Sì, perché anche lo Sporting Barriera dei nostri ospiti ha una partita molto interessante, giocheranno a Valverde, una sfida che vale i playoff, le due squadre sono appaiate insieme a tante altre in quinta posizione. Che facciamo? Vinciamo? Cioè vincete, più che vinciamo, vincete. Anche qui è una partita abbastanza tosta perché il Valverde anche loro hanno un'ottima squadra per la categoria. Ma tu non puoi giocare, sei squalificato. Io non posso giocare, sono squalificato, sì. Tra l'altro una mia ex squadra. La società è pronta per questa possibile situazione playoff? Sì, noi viviamo di settimana in settimana, non programmiamo un campionato a vincere, i playoff c'è la giornata. Infatti. Quindi martedì, il giovedì, il sabato siamo lì. Siete là. Se dovessero arrivare, siamo pronti siete pronti per affrontarli. Quello sì. Per chiudere, Luca,
Cosa possiamo ricordare in più? C'è una mano importante dietro Penalty, sono due siti che sono molto vicini al progetto di Penalty. Sì, abbiamo il sito calciolandiasicilia.it e la pagina Facebook Pianeta Categoria, 2 punti di riferimento ormai nel web per quanto riguarda il calcio dilettantistico e col quale noi stiamo collaborando. È vero, li salutiamo e li ringraziamo per la straordinaria collaborazione. Vogliamo chiudere o abbiamo già... Possiamo dire che nel prossimo turno è un turno favorevole allo Sporting Priolo che attende in casa il neopromosso Sporting Catena Nuova e potrebbe beffare le due formazioni È un campo catanesi. difficile, Priolo è un campo difficile, molto difficile. Priolo in casa diciamo che hanno fatto già parecchi punti, quindi probabilmente per il Catena Nuova sarà difficile fare punti lì. Bene. Ok, allora ci fermiamo, adesso pausa con la pubblicità e poi l'ultimo frammento dedicato interamente al campionato di seconda categoria insieme al nostro Dario Giuffrida e la nostra penaltina. Ringraziamo Luca Grazie e a la voi. nostra penaltina Giada Di Mauro. A tra poco dopo la pubblicità. Ultimo segmento di Penalty per questa terza puntata, in onda in diretta ogni domenica a partire dalle 19.15, poi replica alle 23.15 e poi replica anche domani mattina intorno alle 10. Battuta finale con i nostri due ospiti, campionato di prima categoria, Sporting Barriera, campionato insomma importante, società solida, quantomeno non con i grilli in testa, ma comunque solida. Mi confermi, Ciccio? Confermo. Benissimo. E invece per voi a questo punto un gruppo importante per cercare di... Un gruppo importante, però tenendo conto che è un campionato difficile. Ecco. Ci sono parecchie squadre attrezzate. Umiltà. Molta umiltà. Benissimo, noi ringraziamo gli amici dello Sporting Barriera, grazie per aver accettato il nostro invito, sempre disponibili per ospitarvi e promozionare, perché so che tutto il quartiere della Barriera ci segue con tanto interesse e siamo molto contenti. Grazie, un in bocca al lupo. Grazie. A questo punto eccola qua la nostra Giada, pronta per i risultati del campionato di seconda categoria e diamo subito lettura chiaramente del girone. Ok, buonasera a tutti. Allora, il girone troviamo a Belpasso, Belpassese batte Real Piano Tavola 4-0, a Milo batte Canalicchio 3-0, ad Acireale Real Aci Real Centuripe 2-1, ad Adrano Real Adrano batte Aci Bonaccorsi 3-0, a Tremestieri Etneo Libertas Aci 1-0, a Val Guarnerese batte Pisano 4-1. Devo dire che il Milo sta veramente furoreggiando in questo girone e balzato in testa alla classifica, dico bene? Sì, infatti proprio in testa alla classifica con 16 punti troviamo Milo, segue Val Guarnerese 14, Belpassese 13, Canalicchio 10, Aci Bonaccorsi Real Adrano 9, Pisano 8, Real Aci 7, Tremestieri Etneo 6, Real Piano Tavola e Real Centuripe 5 e per concludere Libertas Aci a 0. Lasciamo perdere quello che è successo nel salotto perché adesso Cioè, vedo... non lo possiamo spiegare. Lo possiamo spiegare. Chi non ha visto non può intendere. I nostri ospiti sono andati via, invece La adesso... penaltina alla mia sinistra dice che oggi la trasmissione è un po' 8. Quindi va benissimo. questa situazione è un po' 8 davvero. Allora, presentiamo invece una persona seria anche della redazione, Dario Giuffrida. lui più Ciao Dario, Ettore, benvenuto. ciao a tutti. Subito il quadro di questo campionato di seconda categoria. Perfetto, è un girone G che vede il Milan sempre più realtà che rivelazione, è riuscito a vincere anche in casa con il Canalicchio, ma soprattutto è una testa della classifica che tende a staccarsi dal resto del gruppone perché insieme al Milo anche la Val Guarnerese e la Belpassese con delle vittorie abbastanza nette sono riuscite a portarsi in testa e approfittando degli stop dell'Aci Bonaccorsi, del Cosentini che invece hanno rallentato e quindi si sono fermate un attimino. Il Tremestieri invece ha ripreso a correre. Il Tremestieri ha ripreso a camminare. Ha ripreso a camminare dopo una serie di vertice in società con il nuovo allenatore. Esatto, ha battuto il Real Aci, tra l'altro è stata una partita criticata aspramente a quelli del Real Aci, soprattutto per l'arbitraggio, per il rigore, anzi dall'Aci Real, scusa. Invece il Real Aci è andato più che bene. L'Aci Real si deve porre qualche domanda perché è sempre più sola in testa in coda alla classifica. Bella sta contrapposizione Aci Real Real Aci. Io volevo fare un bocca al lupo a mister Arcidiacono del Tremestieri, buon lavoro, c'è da lavorare tantissimo. Allora, a questo punto andiamo subito con l'altro girone che prendiamo in esame ogni settimana sul campionato di seconda categoria. A Francofonte, Atletico Francofonte Librino 2-2. A Carlentini batte Raddusa 3-0.
A Catania la partita D'Agata-Sortino sospesa per campo non praticabile. A Ramacca Junior Ramacca Picanello 0-0. A Catania Liotru batte Aquila Monteserra 3-2. A Vizzini Megara 0-1. Bene, a questo punto possiamo anche leggere la classifica, anticipando già subito che l'Atletico Francofonte è al primo posto. Sì, infatti lo troviamo con 14 punti, segue Picanello e Carlentini 13, Megara 12, D'Agata 8, Junior Ramacca, Liotru, Vizzini 7, Sortino 6, Raddusa e Aquila Monteserra 4 e chiudiamo con Librino 4. Ecco, rimaniamo ancora qualche istante con la classifica, conferma appunto di questo, non dico strapotere, ma in questo momento di questo dominio dell'Atletico Francofonte. Dario. Atletico Francofonte che è ancora in testa alla classifica, però viene da 2 pareggi con quello di oggi consecutivi. Tra l'altro si può anche parlare di Impresa del Librino che è andato a pareggiare fuori casa 2-2 da ultimo della classe. Tra l'altro in concomitanza ci sono stati successi del Carlentini e anche del Megara Augusta che hanno contribuito ad accorciare questa testa della classifica. Vediamo 14, 13 e 12 punti, poi un grosso gruppone di circa 6 squadre in poco più di 2 punti. Dobbiamo ricordare anche che il D'Agata e il Sortino però hanno una partita in meno perché la loro è stata sospesa per impraticabilità di campo. E ancora io vorrei concludere con l'Aquila Monteserra perché è una delle squadre più divertenti, diciamo, del campionato, in quanto le sue partite sono sempre piene di reti. La scorsa settimana un 3-3 con il D'Agata, questa settimana invece una più sfortunata partita finita con un 3-2 in favore del Liotru, e devo dire che ci sono anche voci di malumori all'interno degli spogliatoi dell'Aquila Monteserra. Ah, benissimo. Nel frattempo diamo anche un in bocca al lupo al Megara Augusta che adesso si ritrova nella zona alta della classifica. Tra l'altro terzo. anticipiamo che la prossima settimana saranno ospiti alcuni dirigenti e qualche giocatore anche del Megara Augusta. Tra l'altro, Ettore, vorrei, prima di chiudere lo spazio per la seconda categoria, vorrei tornare un attimino al gruppo G perché la prossima settimana ci sarà Milo Val Guarnerese contro il Vertice. Quindi da seguire in modo particolare. Il Milo di Antonucci. Doppietta anche questa settimana. Nome famoso nei campionati importanti, no? Gianluca, hai deciso di abbandonarci. Adesso mi sono dato alle donne. Ti sei dato alle donne. Basta calcio per questa domenica, abbiamo pure esagerato, no? Benissimo. Senza 2 giorni di calcio, adesso ho 2 donne per... Benissimo, le nostre ragazze che tengono alto così l'umore, non solo. Diciamo l'umore perché siamo in fascia protetta, quindi infatti. Forse è meglio dire l'umore. Benissimo, no? Allora ringraziamo, dato che siamo in chiusura, il nostro Dario Giuffrida che cura in maniera molto dettagliata tutto il campionato di seconda categoria. Ci suggerisci dunque questo big match la settimana prossima? Big match la prossima settimana a Milo Val Guarnerese. Benissimo. Ringraziamo Giada. Vieni Giada, c'è posto? No, non ti muore, lasciala qui, almeno facciamo così un cappelletto finale insieme. Ormai ci avevo preso gusto. Infatti. Ringraziamo le nostre 2 ragazze, le nostre 2 penaltine che sono in tua compagnia, ovvero Manuela Cunzolo e Lorena Finocchiaro. E Gianluca, noi diamo appuntamento agli amici di Penalty alla settimana prossima. Sì, sicuramente domenica alle 19:15, poi gli amici di Sestarete ci vedranno martedì. Sì, con Sestaora. Benissimo, allora noi ci congediamo anche per questa settimana. Appuntamento con Penalty naturalmente è fra 7 giorni precisi, ricordando a tutti che Penalty ha uno slogan molto semplice e lineare: tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Appuntamento alla prossima settimana, arrivederci. Piove o c'è sole, un rigore sbagliato lo fa un giocatore. Piove o c'è sole, chi ama la vita lì sul campo è migliore. Piove o c'è sole, il pallone è il tuo vero amico, la tua vita, il tuo mito. Si vince o si perde, si giocherà e l'emozione scorre e va. Piove o c'è sole,